Da Ascoli per Ascoli Triestina, Ugo Russo. Riavuto in settimana uno dei 7 punti di penalizzazione, l'Ascoli ha la possibilità, vincendo, di evitare lo spareggio retrocessione e pur in una stagione travagliata di ottenere una prestigiosa salvezza che avrebbe già comodamente raggiunto senza i problemi societari. Per i giuliani l'ultima agonia prima della Lega Pro, 8 i precedenti in B nelle Marche, 3 successi dei padroni di casa, 1 degli ospiti e 4 i pareggi. Le formazioni: Ascoli in campo con Guarna a guardia dei pali, a presidio della retroguardia Gazzola, Marino, Faisca e Calderoni. In mezzo al terreno di gioco Lupoli, Moretti, Pederzoli, Di Donato e Giorgi. La punta Fekšetin. Risponde la Triestina con Colombo in porta, difensori Dettori, Malagocco, Tafava e Longhi. Nella zona nevralgica del campo Bariti, Lunardini, Antonelli e Testini. Gli attaccanti Longoni e Della Rocca. Dirigerà l'incontro Leonardo Baracani di Firenze, riceverà la collaborazione di Iori e Santuari, quarto uomo Nasca. Splendida giornata di sole, temperatura attorno ai 28 gradi, spettatori 11.000 circa. Studio. Perché è rimasto infortunato l'attaccante brasiliano del Varese. Il vantaggio dell'Ascoli con Fekšetin, ottima azione di contropiede, il cross dalla destra, il colpo di testa vincente di Fekšetin. Ascoli 1, Triestina 0, tutto questo dopo 22 minuti 30 secondi, la linea Barchiesi. E come segnalato nel flash su Varese, proprio alla metà del primo tempo ha sbloccato il risultato l'Ascoli. Cristiano, che nelle intenzioni sembrava essere destinato a rilevare Giorgi, è tornato a sedersi in panchina. Il compagno di squadra pare avere evidentemente recuperato. Da molti minuti era solo Triestina che si spingeva in avanti e attaccava, costruendo azioni interessanti e pericolose. Poi il contropiede raccontato, l'ottimo spunto di Gazzola che ha resistito all'intervento di un avversario, il cross dalla destra. Stavolta Fekšetin ha avuto modo di testa di piazzare il pallone, imparabile alla destra di Colombo, e così l'Ascoli ha sbloccato il risultato che la vede in questa maniera salvo, ma ancora c'è molto da giocare, anche perché la Triestina nei minuti prima di passare in svantaggio aveva mostrato ottime cose. Siamo arrivati esattamente al 25esimo. Ascoli 1, Triestina 0, Modena. Ancora 0-0 tra Torino e Padova. Il raddoppio dell'Ascoli, scusa la forma, Moretti, un rasoterra che ha trafitto Colombo. Ascoli 2, Triestina 0 a terra linea. E dunque 2-0, cross di Calderoni da sinistra, tentativo di testa di Lupoli appena dentro l'area di prima intenzione, la gran botta di Moretti che neanche in maniera troppo angolata ha trafitto il portiere Colombo. Tutto questo è avvenuto al 36esimo e 30 secondi, ora siamo 37 minuti e 30 secondi dall'inizio del primo tempo. Ascoli 2, Triestina 0, Modena. Sulla destra del centrocampo. Ancora Fekšetin, dilaga l'Ascoli, Ascoli 3, Triestina 0 al 3 minuti e 30 secondi in pratica della linea. Alcino e Lillo del Duca, ripresa iniziata da 4 minuti e 30 secondi, dunque un minuto fa. L'Ascoli che tra l'altro sfrutta benissimo le fasce laterali, cross da sinistra, un primo tiro di Fekšetin deviato da Colombo, ha ripreso lo stesso Fekšetin e ha messo comodamente in rete per il 3-0. Nel primo tempo Ascoli subito all'attacco con 2 occasionissime fallite per passare in vantaggio, poi nel momento in cui stava crescendo la Triestina il vantaggio interno in contropiede con Fekšetin, e 14 minuti dopo è arrivato il raddoppio con Moretti, risultato che per ora garantisce ai bianconeri marchigiani la salvezza matematica, ma questo 3-0 ormai dovrebbe aver definitivamente inciso sul risultato finale a favore dei bianconeri. Per la Triestina fino a questo momento una partita solo dignitosa. A inizio secondo tempo nella Triestina dentro D'Aiello per Testini e nell'Ascoli fuori Giorgi, in campo Cristiano. Dunque Ascoli 3, Triestina 0, Modena. È il 12esimo anche qui, Ascoli 3, Triestina 0. La reazione degli ospiti si è consumata soltanto con un tiro da fuori di Dettori finito al lato del palo alla sinistra della porta difesa da Guarna, ed è tutto un coro festante, uno sventolio di bandiere bianconere. La gente marchigiana è incredula, felice, inneggia a Castori, l'eroe di questa salvezza. Nonostante i problemi societari e i punti tolti, da ultima che era col tecnico di San Severino, l'Ascoli
ha tenuto una media da zona playoff e tutto questo significa salvezza sicura matematica con questo 3-0 a cui la Triestina non sembra possa fare molto per modificare il risultato e soprattutto sconfitta. Ascoli 3, Triestina 0, tutto questo quando siamo arrivati al 12°, 40 secondi, linea Modena. Prosegue senza sussulti la partita in questa fase, non solo, anche l'11 Giuliano, a parte qualche improponibile tiro dalla distanza con palla puntualmente lontanissima dalla porta di Guarna, si adegua al modo di giocare dell'Ascoli, lunghe meline per fare passare il tempo. Dicevamo prima di Castori, è sbucato uno striscione in curva sud che ora è stata ribattezzata curva Rozzi, che recita Castori for President. I minuti sono 22:50 secondi. La partita vede l'Ascoli condurre per 3-0 sulla Triestina Modena. Pubblico in delirio al Cino e Lillo del Duca, pochi secondi alla fine. Ascoli che si può dire salvo, per la Triestina già retrocessa la voglia di finire subito questa maledetta stagione. I minuti 44 e 20 secondi, 3-0 per l'Ascoli sulla Triestina Modena. È il 44esimo. 45 minuti e 30 secondi, sempre il Padova in vantaggio per 2-0. Scusa forma, dunque come nel primo tempo, senza recupero è finita ad Ascoli. Ascoli batte Triestina 3-0 ed è salvo. A te la linea. Albino F1, Siena 0, Ascoli. No, è Piacenza. Ascoli ha già dato il risultato finale, andiamo a Modena.